Viste le condizioni critiche, dopo un primo ricovero d'urgenza in pronto soccorso a Montebelluna, è stato trasportato in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso il 22enne che questa mattina all'alba è rimasto coinvolto in un frontale in via Molinetto a Borso del Grappa. Erano le 6:40 quando il ragazzo a bordo della sua vettura si è scontrato con un camion, forse invadendo la corsia sulla quale viaggiava il mezzo pesante. Non si esclude un colpo di sonno o una distrazione. L'impatto è stato violento e subito sono scattati i soccorsi, con l'autista del camion che si è fermato a prestare aiuto. Sul posto il suo M118 con ambulanza e automedica. Era stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma il velivolo non ha potuto decollare a causa delle condizioni meteo. Da qui il ricovero a Montebelluna, dove nel corso della mattinata si è optato per il trasferimento al Cafoncello. Troppo profondo il politrauma riscontrato sul giovane. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, intervenuta 2 ore prima anche nella frazione di Treviglia a Castelfranco per un altro incidente che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia. Sono le 4:30 infatti quando un runner è stato investito dall'auto guidata da un 22enne del posto che viaggiava con altri 2 coetanei. Lo sportivo cinquantenne è stato travolto dal veicolo, una Fiat 500 che prima ha invaso la carreggiata opposta e poi ha oltrepassato il cordolo della ciclopedonale. L'uomo, trasportato subito all'ospedale di Castelfranco, ha riportato la frattura di spalla e caviglia. Illesi gli occupanti della 500, positivo all'alcol test il giovane conducente che dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza notturna e lesioni.